Buonasera, bentrovati a Corner. Come sempre ci ritroviamo puntuali per fare il punto su quella che è stata la domenica calcistica, o comunque insomma il fine settimana calcistico del Catania. Lo faremo e lo farò assieme a quelli che sono i soliti compagni di viaggio, questa volta però con qualche differenza. Intanto saluto e ringrazio Alessandro Vagliasindi che è con noi stasera. Io ci sono, buonasera. Tu ci sei. Saluto anche Angelo Micale che ritroviamo con grande piacere. Buonasera. Vado dall'altra parte dello studio dove c'è la nostra Giulia. E io ci sono pure e anche voi ci siete perché già state mandando una valanga di messaggi e vi ringraziamo. Continuate a mandarli al numero 342 771 2855. Oh, molto bene. E adesso quelli che sono assenti. Intanto ce n'è uno assente che è il nostro Angelo Patanè. Buonasera Angelo. Sono assente giustificato, ma sono presente, perché non mi poteva mancare l'occasione di vedere Micale che viene in studio quando sa che sono a 1200 km di distanza. E lui lo ha fatto con, ha pensato bene, no? Sì, certo, no, io pensavo di scansarlo, Esatto. Però non è stato possibile, Esatto, c'è il collegamento. È stato bene. Esatto, però stanotte ti chiamo al telefono, te lo prometto. Sono Ti costretto. a chiamare per tutta la notte. Da Trento. Ale, ti manca il compagno di banco, ma oggi ti stupirò. Stasera ti ho preparato una diavoleria pazzesca, peccato che non sei qui. Anche io ti ho preparato un indovinello musical calcistico. Allora, vi voglio dire subito a tutte e due, intanto che ha ragione Alessandro, che a qualcuno verrà in mal di testa a vedere delle cose che ha pensato ed è una cosa folle veramente, non si possono immaginare determinate cose. Però noi come sempre, prima di incominciare le nostre chiacchiere, prima la nostra discussione, ci sarà anche Max Velotto fra poco con la Moviola, lo colleghiamo anche in esterna solo per questa settimana, anche lui assente giustificato. E allora rivediamo la partita di ieri tra il Catania e il Latina al Massimino nel montaggio del nostro Ottavio Longo e vediamo che cosa è successo in questa partita. È la 15ª giornata del girone C di Serie C, è quello di riscattare gli ultimi risultati negativi. I rossazzurri di Domenico Toscano sono terzi in classifica con 28 punti, a meno 2 dalla vetta occupata alla Salernitana, arrivano a questo appuntamento dopo la sconfitta esterna di misura 1-0 contro il Casarano. Il calcio d'inizio subito scoccato proprio in questo istante, pallone che spiova all'interno della rigola, ancora una volta di tacco, svesta più in alto di tutti e poi c'è un brutto fallo. Che brutto fallo! È subito cartellino giallo per Porro che se lo prende immediatamente in tacco. Arrivano immediatamente i compagni di squadra a cercare di andare a difendere Porro, ma c'è davvero una levata di scudi. Che brutto fallo, pallone poi da una parte all'altra del rettangolo di gioco, si è ripossessa Jimenez che avanza, palla al piede, testa alta, guadagna 15-25 metri, l'apertura lungo la di destra del campo e poi il gol del Catania con Francesco Forte. Che gol! Bravissimo, intanto Jimenez a portare palla e cercare il 2 contro 1, l'apertura fuori linea di Forte che va a girare di sinistro sul lato più lontano del portiere. Attenzione, pallone, il salvataggio sulla linea dopo la giocata di Casasola che si era trovato la sfera proprio sul piede mancino. L'uscita goffa di poi Donnarumma, il controllo con il destro, la girata col sinistro, la rovesciata all'interno dell'area di rigore con Forte. Giocata da parte di Forte che riesce ad arpionare il pallone, mentre attenzione c'è Casasola, se lo riprende lungo lotte di sinistra nel campo, c'è una botta di mano all'interno dell'area di rigore che mi è parso netto da parte di Ercolano e quel tocco di mani. Lunetta che prova a lanciarsi e l'arbitro ancora è distantissimo, 1,5 chilometri dall'azione che vede. Ma sta andando in porta Lunetta. Malenko che lo ha strattonato, Malenko tra l'altro è ammonito, può partire Forte, la posizione regolare da parte di Forte, Forte limite dell'area di rigore, Forte salta di portiere, si sistema la palla, poi manca l'aggancio
con il piede mancino. E ancora Basti, che parata che ha fatto, incredibile. Rimane il flebile vantaggio di un gol che rimane fino alla fine di questa partita e di giustezza, di giustizia. Il Catania riesce a vincere questa partita contro il Latina. Allora, abbiamo rivista la partita con tutti gli episodi dubbi che nella giornata di ieri non siamo riusciti ad offrire perché proprio nel materiale messo a disposizione, diciamo in origine, sugli highlights non erano inclusi. Adesso però li abbiamo rivisti, li riproporremo più volte nel corso della serata e li vedremo anche alla Moviola. Vorrei cominciare da Angelo Micale su quella che è stata la partita di ieri del Catania, se secondo te ci sono state delle sbavature arbitrali e se comunque questa squadra ha la giusta maturità per restare lì dov'è. Allora, intanto le sbavature arbitrali ci sono, ci saranno sempre. Poi diciamo che quest'anno sembra che si siano coalizzate alcune cose per cui queste sbavature diventano ancora più vistose, ancora più gravi. Quest'arbitro ne ha combinate tante, quello precedente ne aveva combinate di più, ancora il campionato è lungo, quindi dobbiamo essere pazienti e aspettarci ancora altri arbitraggi similari. Per quanto riguarda invece il Catania, a me personalmente l'importante è che siano arrivati i 3 punti, però il problema che noto in questa squadra è che non si possono fare tantissime azioni da gol e segnare soltanto un gol. Ma anche perché questa partita, soprattutto negli ultimi 5 minuti, sarà stata un po' anche di suggestione dovuto al fatto che il Latina in qualche maniera pressava, comunque dava proprio la sensazione che il Catania questa vittoria non l'avrebbe portata a casa e sarebbe stato un gravissimo peccato perché il Latina tutto sommato non è che avesse fatto chissà che nel corso dei 90 minuti. Però questa squadra deve imparare a segnare anche con poche occasioni da gol, perché non capita spessissimo di creare 5-6 occasioni da gol così chiare e così nitide, bisogna essere molto più concreti. Allora, Alessandro, abbiamo sentito Angelo Micale, adesso vengo da te e poi sentiremo anche Patanè. Tranquillo, arrivo anche da te, Angelo, non ti preoccupare. Tranquillo, ascolto. Ascolto, il direttore parla, io ascolto. Allora, Alessandro. Quello che mi piace sottolineare è che questa squadra è uscita una settimana molto complicata con una coesione di gruppo che si è vista nitidamente in campo. Questo è un gruppo sano, al di là delle frasi fatte. Basta vedere la reazione al fallo commesso su Cicerelli, veramente sono andati tutti lì a muso duro a chiedere conto e ragione, spiegazione, basta vedere l'esultanza di Casasola in faccia a Porro, l'autore del fallo su Cicerelli dopo il gol di Forte, e poi quello che umilmente il Catania ha fatto in una frazione del secondo tempo, quando inevitabilmente il Latina cercava di conquistare campo, si sono messi tutti lì sotto le linee della palla con grande abnegazione, dando tutto quello che avevano. Ricordiamoci che il Catania in questo momento ha una grave carenza di uomini, infortuni su infortuni, squalifica di Quaini. Non era semplicissimo organizzare bene, sia da un punto di vista mentale ma anche da un punto di vista fisico e tattico, una partita trappola come quella contro il Latina dove hai tutto da perdere, perché è ovvio che se il Catania non avesse vinto sarebbe iniziata un'altra mini crisi come quella susseguente alla sconfitta di Cosenza. Invece il grande merito è stato quello appunto di avere ragione anche del Latina. Adesso è chiaro che tutti ci aspettiamo un upgrade in trasferta, perché la contrapposizione dei punti tra casa e trasferta è troppo ampia per avere e consolidare questo primato. Per aver raggiunto e per consolidare questo primato il Catania sicuramente
deve mettere la freccia in trasferta, anche giocando magari in maniera più sporca, un po' più ignorante, se mi passate l'espressione, però la Serie C ci insegna che a volte non sempre vince la squadra che gioca meglio al calcio, ma vince quella che ha più determinazione, più cattiveria agonistica. Il Catania sia a Casarano che nell'ultima parte della gara di Caserta in queste caratteristiche è venuto meno, quindi occorre adesso, perché è il momento cruciale, in considerazione anche del fatto che lunedì c'è Benevento-Salernitana, è il momento a Picerno di fare la voce grossa. Bene, allora vado adesso da Angelo Patanè per sentire anche la sua opinione per questo primo intervento, diciamo da commento. Prima ci sono stati soltanto i saluti. Allora, volevo rispondere intanto a Michele, per dirgli che ha ragione. Abbiamo ormai perso tutti quanti i capelli a furia di raccontare disattenzioni arbitrali, però è anche vero, Angelo, che sono due partite che il Catania le gioca, e questo ovviamente sulla sterilità offensiva o anche sull'ultima sconfitta, in 11 contro 16, perché di questo stiamo parlando. Due partite dove la paterna arbitrale, mi riferisco all'arbitro, al primo assistente, all'assistente numero 2, al quarto uomo, ne hanno combinata di ogni. E ieri Francesco Zago è al limite di una pessima direzione arbitrale in una partita di Serie D. Magari, ma poi ne parleremo forse meglio quando arriverà Belotto, ma soltanto un inciso, magari si arriva a Catania sull'onda lunga della nomea di essere un arbitro non casalingo, perché hai fatto 11 vittorie delle formazioni in casa, 11 sconfitte alle formazioni in casa e 10 pareggi, quindi sei il re di tutti gli arbitri dell'equidistanza, e a furia di guardarti allo specchio non ti rendi conto che quello è calcio di rigore, non ti accorgi che quello è un'espulsione diretta, non ti accorgi di tante situazioni, non ultimo quel calcio di punizione fischiato al contrario per non espellere il giocatore avversario. Quindi la partita di ieri, l'1-0 risicato di ieri, al netto di errori individuali dei giocatori del Catania, sta anche nell'assenza del fatto che il Catania ha giocato in 11 contro 11 quando avrebbe dovuto giocare in 10 contro 11. A un certo punto poteva anche giocare in 9 contro 11, ma Zago non ha permesso nell'uno né nell'altro caso. Ci hanno negato due calci di rigore evidenti, probabilmente questa partita poteva finire anche 3-4-0. Allora, grazie a Patanè. Tu pensavi che aveva finito? Posso stupirvi con effetti speciali invece? No, fra un poco, non subito. Ma neanche il tempo di iniziare, già subito effetti speciali, Patanè. No, piaceranno a Michele, a Ottavio e a te, che siamo cresciuti con la musica e con la radio, e quindi a Bagliasini ce lo siamo un po' allenato, ma lui più con la matematica che ha a che fare con le circonferenze, con i cerchi, con gli anelli. Noi invece, che abbiamo più tanto con le crome del dettato musicale, probabilmente qualcosa da raccontarci insieme ce l'avremo. E adesso fra un poco ne parliamo, Angelo, fra un poco ne parliamo. Intanto vado da Giulia, perché così facciamo sentire anche i nostri amici da casa che come sempre partecipano e chiedono tanto, tantissimo. E alcuni sono divertentissimi. Un telespettatore ha chiesto se Patanè si trovasse dentro l'armadio. No, Patanè, non sei dentro l'armadio. Non l'abbiamo sequestrato. Allora, in realtà sono a 1200 km di distanza, sono a Trento con una temperatura di -2, -3 fuori, e io che notoriamente non amo molto la montagna, fuorché meno la neve, amo il mare, capite che sono molto peggio che dentro un armadio. Ti fa bene, Ma Angelo, ci sono i 33 trentini fuori dal tuo albergo? Assolutamente sì, assolutamente. Ho trovato tutti quanti sotto l'albergo. Adesso passiamo ai messaggi più seri. Vincenzo da Mascalucia: arbitraggio come al solito scandaloso. Il fallo su Cicerelli era d'arresto, tentato omicidio. Il Massimino è un fortino, nemmeno in Serie A. Vedi Como, Cagliari, Genova, ci sono 20.000 presenze. Marco: remiamo tutti dalla stessa parte, portiamo questa nave in porto perché comunque possiamo farcela. Ho saputo che per la Salernitana è cambiato il regolamento. Le partite dureranno un tempo regolamentare in
in più, durano tutte 110 minuti. Da Michele Curva Nord, lasciamo stare il discorso arbitri, volevo sapere come sta il nostro Cicerelli, effettivamente questo vogliamo saperlo un po' tutti, se ci sono notizie. Ne abbiamo dato notizia durante Anteprima Corner e vi possiamo appunto ribadire qual è la situazione al momento in cui andiamo in onda. Cicerelli domani farà degli esami strumentali per apporre una prognosi esatta sull'entità del suo infortunio. Le prime sensazioni fortunatamente sono meno pessimistiche di quello che poteva sembrare al momento in cui il giocatore ha dovuto lasciare il campo per l'infortunio. Il problema interessa la zona tra la caviglia e il perone della gamba destra. Al momento insomma, si va verso l'ipotesi che sia una forte contusione. Sulle prime addirittura si temeva che potesse esserci una frattura, cosa che si può escludere. Gli esami strumentali dovranno servire per verificare se ci sono magari dei problemi in più rispetto a quella che pare una forte contusione. In ogni caso, ad oggi, se insomma, il responso degli esami strumentali dovesse essere questo che vi stiamo delineando, comunque almeno 2 partite Cicerelli le salterà, sicuramente quella di sabato contro il Picerno e quella di venerdì prossimo contro il Crotone. Allora, fra poco torniamo ai messaggi, al ritorno proprio, al rientro in studio. Intanto facciamo la prima sosta della serata e poi saremo di nuovo insieme a Corner. Eccoci, siamo di nuovo insieme a Corner, ripartiamo da dove ci siamo fermati, cioè dai messaggi di Giulia con gli amici telespettatori. Io vado con una domanda. Una domanda: Toscana ha detto che ha visto il brutto fallo su Cicerelli, poteva chiedere il controllo FVS. Allora, questa domanda la faremo a velotto, quindi lasciala stare lì, così poi avremo esattamente l'interpretazione autentica di quello che dice il regolamento delle FVS, allora, così non possiamo sbagliare. Non sono d'accordo con il direttore Micale, quanto sarebbe finita con il Latina in 9 ed un rigore a favore? Ci spettavano. Andrea da Catania. Troppi errori sotto porta, ci potevano costare molto sul risultato finale, comunque siamo primi in classifica con la possibilità di staccarci dalla Salernitana vincendo contro il Picerno. Ma Jimenez ha già qualche accordo con qualche altra squadra? Lo vedo che si spende poco, scrive Filippo. Buonasera, l'immagine emblematica dell'affiatamento dei ragazzi è quando recuperano una palla da un'azione pericolosa e si scambiano il 5 difensori e Dini come nella pallavolo. Buonasera a tutto lo studio. Perché tutti gli arbitri sono contro il Catania? Scrive Pietro Prosecco. Allora ci fermiamo qui un attimo. Ci fermiamo qui. Posso fare una piccola chiosa su questa domanda e poi vediamo l'episodio, un simpatico episodio che abbiamo preparato. Qui Giulia, il problema secondo me è come viene fatta una designazione. Non credo che Frasiniak di Casarano Catania e Zago di Catania Latina fossero i 2 arbitri o tra i migliori arbitri a disposizione di Orsato. Quindi dobbiamo andare a sindacare, secondo me, l'operato dell'allenatore degli arbitri, che evidentemente non calcola bene l'importanza che il Catania ha in questo campionato. Questo secondo me è un appunto che dobbiamo muovere a Orsato. Peraltro dico che mi sembra alquanto inopportuno designare per Catania Latina come quarto uomo Di Francesco, che aveva palesemente falsato il risultato di Altamura Salernitana la settimana prima come arbitro, annullando un gol regolarissimo all'Altamura sull'1-1, tra l'altro dopo averlo rivisto anche all'FVS. Ci vuole anche un po' di buonsenso, cioè il designatore tutto poteva fare fuorché designare per Catania Latina come quarto uomo il signor Di Francesco di Ostia Lido. Allora, vediamo queste immagini che abbiamo recuperato, devo dire grazie anche alla cervellotica ricerca di Alessandro Vagliasindi, perché poi le va a trovare tutte quante lui. Però qui siamo, una partita di calcio femminile. Como-Roma. Como-Roma. Di Serie A, ovviamente. Di Serie A, quindi diciamo il top in questo momento. Guardate questo rigore. Indovinate chi lo sanziona?
e giudicate voi se questo è più fallo del fallo di Gega su Rolfini a Casarano, perché stiamo parlando dello stesso arbitro, il signor Frasinac di Gallarate. Adesso vorrei sentire intanto Mica. Io non ho che cosa dire, nel senso che non posso sparare sulla Croce Rossa, cioè che cosa si può dire di più? Il problema è un altro, ma chi è che gli ha dato il tesserino di arbitro a questo signor Frasinac? Mi sembra che abbia già ampiamente dimostrato di non avere le caratteristiche per riuscire ad arbitrare, non credo che ce le abbia perlomeno, e mi risulta fra l'altro che non è nuovo a questo tipo di problematiche. Certo, il designatore sembra proprio che ci abbia pensato a lungo pur di mandare subito un personaggio come questo qua a Catania. La cosa che più mi infastidisce è come ci siano delle regole che nel calcio, a secondo del minutaggio della partita, vengono rispettate oppure no. Io credo che, a parte un omicidio, non ci sia qualcosa di più grave nel calcio del fallo subito da Cicerelli. E un arbitro che avesse un minimo di personalità non deve avere la paura, perché siamo soltanto al primo minuto, di fare subito un'espulsione, perché il regolamento vale dal primo al 90° minuto e direi anche nei minuti di recupero. Questo non va bene per il signor Zago, ma poi ne parleremo con Max Velotti. Non appena abbiamo il collegamento con Max. Patanè, volevi dire la tua su questo episodio? Devo dire la mia, ormai di Frasinac Alessandro ha scovato praticamente tutto quanto, secondo me, alle cinici messe dappertutto, e dove ovunque vede Frasinac lo va ad inseguire dappertutto. Lo farà anche con Zago, reputo, dalla prossima settimana in poi. Reputo che Zago si sia praticamente innamorato del suo ruolo, è come quello che si innamora del personaggio e non riesce più ad uscirne fuori, perché viene qui col petto gonfio di un arbitro che nella sua carriera di Serie C, nei suoi 4 anni di Serie C, ha diretto 32 partite e non è stato mai un arbitro casalingo, cioè è stato un arbitro che ha arbitrato secondo giustizia, indipendentemente dai campanili, perché ha maturato 11 vittorie in casa, 11 vittorie delle squadre che andavano fuori e 10 pareggi, quindi il massimo dell'equilibrio avrà pensato il designatore, ma a volte ad innamorarsi del proprio equilibrio si sbaglia nel non comminare una sanzione che era assolutamente palese, anche se fosse a 30 secondi dall'inizio della partita, ma non è l'unica che ha combinato. Ha proprio poi, per darsi ragione, ha anche invertito un secondo cartellino giallo e lo ha invertito come fallo in attacco da parte dell'attaccante del Catania. No, ma Angelo, mi devi spiegare questo rigore di Frasinac, perché o ha fatto un corso accelerato sui calci di rigore dopo Casarano, oppure non è la stessa persona, perché non può essere che non ha assegnato il rigore per il fallo di Gega. No, non so, la regia ora te lo fa rivedere ancora, ma dico, tu avevi scovato qual è il parametro? Allora, tu avevi scovato quella straordinaria intervista di Frasinac che racconta un po' l'esatto contrario di quello che poi ha dimostrato a Catania. Guarda qua. E ancora, questo ovviamente è normale, no? Cioè, Però il problema mi sembra un altro, cioè a prescindere da chi gli ha dato il tesserino dell'arbitro, io vorrei dire che anche il disegnatore, voglio dire, deve ragionare un pochettino, perché se Frasinac ha combinato quello che ha combinato a Catania, cioè voglio dire, che fa? Gli dai un bel premio e lo mandi a dirigere una delle partite più importanti del campionato di Serie A femminile? Beh, non lo so, cioè allora a questo punto però non mi devo però stupire anch'io, perché mi devo ricordare anche di un signore che si chiama Sozza, che in questo momento arbitra in Serie A, quindi bisogna un attimo capire che purtroppo all'epoca c'era De Marco di Chiavari, ma ne abbiamo avuti tanti. Il problema è che non dobbiamo dimenticare anche il livello della classe arbitrale, che poi applicato alla Serie C, diciamo, la cosa si complica ancora di più. Allora, sono convinto che Angelo. Sono convinto che il Catania si farà però sentire nelle sedi opportune questa volta, perché il dossier ormai è colmo, gli episodi oggettivi sono davvero tantissimi, e anche ieri sotto gli occhi di una pellicola, poi alla fine soddisfatto,
del risultato finale non saranno sfuggite questa serie di sfuggiti questa serie di errori arbitrali che alla lunga possono condizionare le partite. Però non voglio apparire quello che prende di mira gli arbitri per creare un alibi nel caso di un fallimento del Catania. Il Catania non ha fallito la partita, ha vinto per 1-0, una partita complicatissima, e siamo primi in classifica e godiamoci questo momento. Dobbiamo essere più bravi, più forti del designatore degli arbitri e più forti degli errori che possono capitare, e anche di quegli errori che è incredibile che capitino e poi non te lo spieghi, perché altrimenti smetti di guardare le partite di calcio e pensi che anche questo tipo di sport abbia delle influenze che io mi auguro non ci siano. È anche vero che la Salernitana ha subito uno scippo la scorsa stagione e probabilmente qualcuno avrà pensato bene o penserà che magari è stato uno scippo dolorosissimo e immeritato, e magari se si può dare una mano d'aiuto, un occhio di riguardo, nel senso che posso garantirti il meglio che c'è sul campo, te lo mando sempre a Catania. Probabilmente questo stesso riguardo non c'è. Però... Allora Angelo, scusami se ti interrompo, vedo già collegato Max Velotto, lo salutiamo, gli diamo la buona serata. Buonasera a tutti, mi sentite? Sì. Ti sentiamo benissimo, chiaro e forte, un po' cupa la tua voce, vediamo cosa possiamo fare. Nel frattempo vi chiedo un attimo di bontà, facciamo una breve sosta e poi abbiamo un quarto d'ora, una finestra di un quarto d'ora per fare la moviola insieme a Max Velotto. Restate con noi. Allora, eccoci di nuovo in studio con, come abbiamo promesso, Max Velotto. Adesso ci dedichiamo alla moviola. Prima però Max ha fatto una sua valutazione ieri dell'arbitraggio del direttore di gara. Che cosa ci puoi dire oggi, le tue idee, insomma il tuo giudizio sulla prestazione di ieri al Massimino? Ma confermo quanto già detto ieri in occasione della diretta stadio. La prestazione dell'arbitro non è stata sicuramente positiva, sin dall'inizio ha dimostrato di fornire una prestazione abbastanza mediocre. Il primo intervento, quello dopo 40 secondi ai danni di Cicerelli, è stato il marchio di fabbrica di quello che sarebbe stato poi l'arbitraggio per tutta la partita, che poi ha fatto emergere anche altre negatività legate ad alcuni episodi che adesso analizzeremo. Allora, vediamo, partiamo subito col primo episodio, cioè dopo 45 secondi circa c'è questa bruttissima entrata. Dico, i nostri telespettatori stanno scrivendo un'entrata killer, la definiscono così, quella di ieri, perché insomma adesso la stiamo rivedendo e tu la puoi commentare. Blocchiamo anche il momento in cui c'è il contatto, questa è l'immagine più stretta e qui c'è il contatto. La palla è già passata, il giocatore non prende la palla assolutamente. Sì, guarda Angelo, ti dico semplicemente una cosa. Allora, basta constatare la conseguenza dell'intervento per giustificare quello che è stato sbagliato. Cioè il fatto che Cicerelli abbia dovuto abbandonare il terreno di gioco a seguito di questo contatto giustifica l'errata valutazione da parte dell'arbitro, che fa una valutazione strettamente regolamentare, cioè il fatto che la vigoria sproporzionata deve avere comunque degli elementi ben precisi che sono legati anche all'esposizione del piede, all'altezza dell'intervento. Qua io inviterei il pubblico a concentrarsi sull'entità, la velocità con il quale, la premeditazione con la quale Porro effettua questo intervento. Io fossi stato l'arbitro, logicamente, come ho detto ieri in diretta, ci vogliono gli attributi dopo 40 secondi per prendere un provvedimento disciplinare di espulsione, l'avrei presa tranquillamente, perché se l'arbitro avesse fatto questa espulsione dopo 40 secondi, ingiustificato questo intervento per tipologia di intervento, per tipologia di azione, per zona del campo, questo è un intervento che non aveva nulla a che fare con il tipo di azione. Quindi secondo me questo qua era espulsione a prescindere da tanti elementi che devono comunque caratterizzare la vigoria sproporzionata. Vediamo adesso il prossimo episodio, quello del presunto fallo di mano. Utilizziamo presunto fallo di mano e poi vorrei sentire anche Patanè. Intanto vediamo l'immagine, poi sentiamo prima Patanè e poi Max e poi anche Alessandro, perché
c'è qualcosa che in diretta non abbiamo visto e noi stamattina nel montaggio con il nostro Fabrizio Rizzo abbiamo voluto mostrare cosa succede esattamente. Patanè, rivedendo questa azione in questo modo, il pallone non sbatte prima sul braccio del giocatore ercolano, se non ricordo male, del Latina, ma va a finire prima sul petto comunque del giocatore e poi schizza anche sul braccio. Patanè, tu avevi visto questo allo stadio? Io l'ho visto, l'ho rivisto in tempo reale, l'ho riguardato, per me questo è un fallo da calcio di rigore, punto e basta. L'apertura, poi Max magari mi smentirà, ma il fatto che apro i flat come se fosse un aereo in fase di atterraggio e quindi allargo completamente il volume del mio corpo, il fatto che probabilmente per la velocità il primo impatto sia con una parte dell'ascella, non mi sembra manco del petto, e poi scivoli proprio sul braccio, che poi è l'elemento che respinge il pallone, cioè non è il petto che respinge il pallone, ma il braccio che respinge il pallone. Io ho la percezione, adesso lo vedo col televisore piccolo, ma in tempo reale, tutto quello che abbiamo visto, abbiamo commentato, e il fatto che l'apertura alare sia quella dell'uomo vitruviano di Leonardo da Vinci mi lascia pensare che quello è un comportamento che in area di rigore un difensore non deve tenere, e il fatto che poi il pallone venga respinto col braccio non è un caso, e lì è il calcio di rigore. Allora, un attimo, andiamo con ordine. Angelo, la tua valutazione. Non capisco una cosa, a cosa serve il guardalinee? Cioè il guardalinee è messo nella posizione ideale per poter decidere. Se effettivamente, come sembra, c'è stato il fallo di mano, non si capisce perché, visto che ha anche un microfono e può parlare con l'arbitro, perché non debba suggerire all'arbitro di assegnarlo il calcio di rigore. Velotto. Un attimo, volevo sentire Vagliasindi prima, un attimo. Max. Ma onestamente, rivedendolo così, qualche dubbio rispetto a quello che avevo scorto ieri allo stadio mi viene. Cioè, come se la direzione del pallone prima va all'altezza più che del petto, la parte più bassa, tra pancia e bacino, e noi abbiamo invece la sensazione che l'impatto sia col braccio. Guardate qui questo frame. Io credo che da qui ho molti più dubbi rispetto a quanti ne avessi ieri. Non so cosa ne pensa Max. Adesso sentiamo Max. Allora, innanzitutto in merito a questo episodio vorrei chiedere, perché poi faccio questa premessa perché poi arrivo alla mia interpretazione di questo episodio. Allora, in prima visione, quello che abbiamo avuto ieri, la sensazione in diretta, era quello che sostiene Angelo e che sostiene anche Micale, per non dire il doppio Angelo Patanè e Micale. Però rivedendo le immagini sinceramente mi vedo un attimo l'interpretazione. Voglio fare una premessa: io chiedo umilmente scusa a mister Toscano, perché lui in conferenza stampa, dopo che ha sentito la mia interpretazione di questo episodio, è andato in sala stampa sostenendo che i giocatori in campo non hanno aiutato la panchina a richiamare l'FVS, e quindi si è anche un po' arrabbiato con i giocatori al termine della gara perché ha sentito la mia interpretazione e diciamo sostenendo che ci fosse calcio di rigore. Dopo che lui mi ha dato la spiegazione del perché non è stata chiamata l'FVS, perché sia Caleb Jimenez che Casasola gli hanno detto che non c'era assolutamente fallo, va bene, io mi sono impegnato un pochettino di più a riguardare l'azione con una maggiore attenzione e sono arrivato alla conclusione che quello che dice Angelo Patanè è una descrizione, diciamo, di una fisionomia che assume un giocatore in area di rigore che nessuno può vietargli di assumere, ma questo non significa che assumere una posizione di per sé è calcio di rigore. Il calcio di rigore si concretizza quando il pallone impatta direttamente con un braccio che non è in posizione naturale ma è in una posizione non congrua, e quindi di conseguenza non abbiamo noi in questo momento un'immagine che certifichi il pallone a contatto con il braccio, a differenza del fatto che invece abbiamo un'immagine che certifica il pallone che sbatte contro il bacino del giocatore. Io, per chi mi ha imparato a conoscere, cerco di essere il più obiettivo possibile. Quando c'è dico che c'è, quando non c'è dico che potrebbe non esserci o non c'è. In questo caso qua
mi sento di sostenere l'interpretazione dei calciatori Menez molto vicino, Catasolo frontale, e rispondendo a Micale, molto probabilmente in questa situazione qua l'assistente, non il guardalinee, l'assistente ha aiutato l'arbitro in una comunicazione verbale dove molto probabilmente gli ha detto che l'impatto è sul corpo e non sul braccio. Allora, questo è il chiarimento sul presunto fallo di mano di Ercolano. Adesso c'è un altro episodio che ha fatto discutere, che è Lunetta bloccato, fermato da Porro. Qui c'è poco da dire. Qui c'è poco da dire. Vediamo, guarda, la diamo a campo largo l'immagine, così partiamo con l'immagine chiara. Quando il pallone deve ancora arrivare, i due giocatori sono distanti, vediamo cosa succede dopo il colpo di testa. Arriva, perché chiaramente l'abbiamo voluta stoppare un attimo per dare il tempo di osservare cosa poi succede durante la partita. Eccolo qui. Marenco e Lunetta sono i protagonisti. Ricordiamoci, Marenco era già ammonito. Quindi qui c'è un contatto prolungato tra i due, attenzione, ma mi sembra Lunetta in vantaggio rispetto al giocatore del Latina. Allora, o fischia subito il fallo in attacco sulla prima presunta trattenuta di Lunetta, o se fai giocare a quel punto devi sanzionare Marenco, non si scappa, non può essere fallo in attacco dopo. Cioè lui qui secondo me si è precostituito l'alibi per non espellere Marenco, dice che cosa mi invento e do il fallo in attacco, così me ne esco pulito. Michele che stava osservando. Dov'è il fallo in attacco? No, dico lui nella sua lucida follia, si è precostituito l'alibi per dire così non butto fuori Marenco. L'alibi te lo precostituisci se hai uno straccio di mezza prova che puoi spendere per un po' ammorbare la decisione, ma qui lo straccio di mezza prova dov'è? Cioè dov'è il fallo in attacco da parte di Lunetta? Qui c'è un arbitro ancora una volta del tutto impreparato alla partita di ieri, che ha sbagliato dall'inizio, ha provato a riparare tra l'altro estraendo dei cartellini gialli a gogo a un certo punto, ma nei momenti cruciali non si è preso mai le sue responsabilità, perché Angelo, Marenco, che era già ammonito, andava espulso, punto. Scusami, no, non c'è fallo in attacco. soltanto perché abbiamo dei Angelo, tempi. la mia era una provocazione, ovviamente. Abbiamo dei tempi molto contingentati. Scusami Angelo, per liberare poi Max, volevo sentire brevemente anche Michele. Ma io non so che cosa dirà fra non molto Velotto, probabilmente vedrà beh. quello che io non ho visto prima, come ha fatto un attimo fa, e io francamente ancora tutt'oggi riguardando quell'immagine non la vedo quella cosa che dice lui, quella sua interpretazione, ma per carità io non sono certamente il verbo, mentre invece per quanto riguarda questa azione, questa mi ricorda tantissimo un'azione di ieri in Serie A con Vlahovic, perché qui è una cosa molto similare, solo che quella è avvenuta in area di rigore. Ora, se qua vogliamo dimostrare che il mondo gira al contrario, possiamo anche dire che Lunetta ha commesso fallo. Velotto, aspettiamo con ansia. Vediamo se possiamo sentire Max Velotto. Ma io poi mi sento di condividere l'opinione di Angelo Patanè, perché qua secondo me il fatto che Lunetta estenda il braccio, lo tiene solo per tenere il contatto con il giocatore e non commette nessun tipo di fallo. Qua l'arbitro fa la solita giocata, ha detto tra virgolette per sparecchiare, nel senso che lui qua fischia fallo contro il Catania inesistente, perché non c'è nessun fallo se non un braccio esteso per sentire il contatto con l'avversario. Il giocatore del Latina era già ammonito e qua è completamente un errore madornale da parte dell'arbitro, perché non c'è nessun fallo. Se conosce anche le caratteristiche di Lunetta, che è un giocatore, e Marenco lo sa benissimo che per velocità se ne andava via, lui fa di tutto per fermarlo. L'arbitro ha fatto quello che non ha fatto l'arbitro la settimana scorsa a Casarano, quando non fischiando rigore doveva concedere almeno il calcio d'angolo. Qua non concede il calcio di punizione a favore del Catania, ma se ne esce fuori inventandosi letteralmente un calcio di punizione a favore del Latina. Allora, permettimi, questo è da applauso l'intervento di Max. Benissimo, perfetto. Allora, una curiosità, Max, prima un telespettatore ci ha scritto se il Catania poteva giocarsi l'FVS sul fallo di Porro su Cicerelli. Sì, lo poteva giocare il fallo di Porro su Cicerelli, ma sono convinto che l'arbitro non avrebbe cambiato assolutissimamente decisione. Ti spiego perché. Perché la vigoria sproporzionata, quello che vi ho detto all'inizio quando abbiamo visto il primo intervento, la vigoria sproporzionata prevede determinate caratteristiche nell'intervento. Oltre alla velocità, l'impetuosità e l'irruenza nell'intervento, deve
proprio avere delle caratteristiche proprio legate alla posizione del piede e al punto di contatto. Noi ci lasciamo, ed è giusto quello che noi possiamo pensare, l'intervento è spropositato, però paradossalmente ti dico che per caratteristiche il regolamento, questo qua se lo facciamo vedere al settore tecnico, ti dicono che è giallo, non ti dicono che è rosso, ma io da arbitro, che arbitro di campo, arbitro dopo 40 secondi, dove ancora la partita non è nemmeno iniziata, dove ancora non abbiamo nemmeno il sentore di come sta andando la partita, di qual è il tipo di agonismo, il livello di agonismo della gara, io l'avrei punito con il rosso solo ed esclusivamente per la premeditazione, perché se sentite la conferenza stampa di Bruno prima della partita col Catania, l'obiettivo loro era quello di bloccare Cicerelli e l'hanno fatto in maniera sleale, scorretta, irruente e pericolosa, tant'è che poi Cicerelli ha dovuto abbandonare il terreno di gioco. Quindi questo intervento doveva essere punito solo ed esclusivamente per la premeditazione, per intimidire l'avversario e facendo un fallo che non c'entrava nulla con il tipo di partita, perché era appena iniziata. Max, ti liberiamo fra un paio di minuti esatti perché c'è l'ultimo episodio da vedere. L'FVS chiamato dal Catania in occasione del fallo su Casasola. De Ciancio su Casasola. Ecco, vediamo le immagini e così magari possiamo dare un giudizio. Eccolo qui il pallone per Casasola che è in area di rigore, poi va giù, ma bisogna vedere adesso. Questa nel catch si chiamava chiave articolare. questo serviva per schienare l'avversario. Vediamo un attimo cosa ci dice Max su questo episodio. Allora, io in prima battuta su questo episodio ho, tra virgolette, dal campo ho giustificato la non assegnazione del calcio di rigore perché l'arbitro dalla sua posizione non poteva vedere realmente quali erano i movimenti del braccio sia il braccio destro che il braccio sinistro del giocatore del Latina. Quando è andata all'FVS, giustamente il Catania ha chiamato l'FVS, l'intervento dell'FVS, sinceramente mi ero un attimo rassicurato perché ho detto l'arbitro si concentrerà a guardare quali potrebbero essere stati i motivi per i quali Casasola è caduto e sinceramente mi viene molto strano pensare che l'arbitro non veda né il braccio destro che si appoggia sulla spalla e né il braccio sinistro che tira la maglia del giocatore, perché Casasola in quella situazione lì cade e la caduta è correlata al tipo di intervento, quindi per me questo è calcio di rigore. Max, mi dispiace salutarti perché abbiamo almeno un centinaio di domande da farti a proposito di quanto accaduto ieri. Patanè, dobbiamo salutarlo perché ha degli impegni e non può stare più con noi. Informazione. Sì. No, lo può fare, tranquillo Angelo. Sì. Brasinac si è stato fermato per 2 settimane, se le mie notizie non sono sbagliate. Zago per quanto tempo resterà? Fuori. No, Angelo non è stato. Frasinac è stato designato per la partita di calcio femminile di Serie A. Di calcio femminile, non è stato fermato. Quindi voglio dire. No, quello è un campionato organizzato dalla FIGC con l'AIA che fa le designazioni, quindi non è stato fermato. Con tutto rispetto, dobbiamo essere chiari. Con tutto rispetto, la Serie A femminile. Allora, Angelo. Straordinario. Vabbè, un attimo, facciamo sentire Max. Un attimo. No, vorrei sottolineare un aspetto molto importante. Allora, e questo mi collego ad Alessandro. Ale, quando un arbitro non fa una prestazione positiva e viene designato nel calcio femminile, non significa che non è stato fermato. Significa che lo fanno arbitrare per non fargli perdere la continuità, ma bisogna vedere realmente quando verrà rimpegnato nel campionato di competenza, perché il servizio che viene fornito alla Serie A femminile è un servizio di supporto, non è il campionato degli arbitri di Serie C. Il campionato di Serie C è il campionato di Serie C per gli arbitri di Serie C. Il campionato femminile è un campionato dove, tra virgolette, non ci vanno nemmeno gli osservatori a vedere e a valutare le prestazioni. Se poi guardiamo il rigore che ha dato al Como proprio in quella partita l'abbiamo fatto vedere, Max. Io l'ho visto, se lo mettiamo in correlazione a quello che non ha dato a Casarano, sinceramente mi viene un attimo da pensare che forse incomincia a far ruotare il proprio cervello in un'altra direzione, non quella che era di Casarano. Può essere che gli hanno fatto fare un corso di recupero sui rigori dopo Casarano, Max, per quello che ha dato a Como? Non lo so, vi posso dare soltanto una notizia, che l'arbitro, che era il quarto ufficiale ieri, come è stato evidenziato da più testate anche da noi,
che era Di Francesco, è stato valutato in maniera negativa nella gara in cui lui ha arbitrato ad Altamura, dove l'osservatore che era presente l'ha valutato in maniera negativa la sua prestazione, perché al termine della gara l'osservatore pretendeva da Di Francesco che il gol dell'Altamura venisse convalidato, perché aveva il supporto per poterlo convalidare. Questo qua L'abbiamo è una detto cosa che... quando non eri collegato, Max, abbiamo fatto proprio questo passaggio, quindi il tuo ragionamento si collega perfettamente a quello che avevamo detto Non a sapevo inizio nulla trasmissione. perché non vi ho seguito. No, non no, vi ho infatti, seguito. infatti, però sono perfettamente La simmetrici risposta i è due. su Zago, una risposta su Zago, allora, perdonami, cosa andrà a fare il calcio dei pulcini? Che gli mandano a fare questo ragazzo? Patanè. Non lo so. Angelo, a volte mi fai delle domande che purtroppo non posso rispondere, vorrei tanto risponderti per farti felice, però non mi piace dare risposte per le quali non ho competenza per darle. Io credo che la prestazione non sia stata valutata in maniera positiva, sicuramente. Quello che saranno le conseguenze le valuterà chi di competenza. Io sinceramente non so cosa dirti. Mancano 2 espulsioni e un calcio di rigore sicuro. Poi al netto di quello che tu dici che non c'è, No, ma che mancano non 2 stiamo espulsioni. discutendo. Angelo, non stiamo discutendo sulla mediocrità della prestazione. Sinceramente chi si occupa di valutare e di poi riproporre questi arbitri nelle prossime partite lo vedremo poi con il tempo. Allora, grazie. Mediocrità è già una promozione per Zago, mediocrità è già un complimento. Ci Mediocrità è proprio... dobbiamo fermare, così liberiamo anche Max. Grazie per essere stato con noi, Max. Ci vediamo la prossima settimana in studio, ma prima a diretta stadio, ovviamente. Non posso essere stato presente. Ciao Max. Grazie Max. Ci fermiamo qualche momento di pubblicità e poi torniamo di nuovo insieme per Abbiamo continuare. preparato una diavoleria. E poi partiamo con la diavoleria che farà venire il mal di testa a tutti. A fra pochissimo. Ritorniamo di nuovo insieme e fra poco torneremo anche da Patanè, ma intanto Alessandro, così per andare a letto con un po' di mal di testa, visto che stiamo tutti in grande forma in questo momento, che cosa ci fai vedere? Allora, vi voglio rappresentare la fotografia dell'attuale campionato, Girone C, Serie C, dopo 15 partite, rispetto a quello che è accaduto negli scorsi campionati alla stessa... Scorsi campionati, un bel po' di campionati. Un bel po' di campionati, sì, ci facciamo un ripasso. Intanto se la regia ci mostra la classifica completa, fotografate le prime 4 posizioni, perché noi andremo a fare un paragone appunto con la classifica dopo 15 giornate degli scorsi campionati relativamente alle prime 4 posizioni. Quindi in questo momento abbiamo Catania primo perché ha il confronto diretto in vantaggio con la Salernitana, in realtà il Cosenza sarebbe terzo perché ha battuto il Benevento ieri, quindi per lo stesso principio terzo Cosenza e quarto Benevento, quindi in questo momento abbiamo 4 squadre in 2 punti. Adesso la regia ci mostra quello che è il consuntivo della Serie C Girone C dopo 15 partite, quindi come oggi, a partire dal 2017-2018, la famigerata stagione in cui il Catania, il Catania di Lucarelli, mani alla testa, il Catania di Lucarelli fu alla fine sconfitto dal Lecce. No, vorrei vedere anche Patanè mentre in questo momento scorrono le immagini, no, così la regia se ci può dare Patanè, non velotto, Patanè. Cioè, non ti preoccupare, Patanè. Fantastico Alessandro. Ci arriviamo. Allora, se torniamo su sì, Angelo, dimmi. Sei fantastico, ti sposo. Così la notte so che fare, capito? Chiederò il permesso a Tiziano. Va bene, d'accordo. Andiamo sulla schermata per intanto darvi così un'unità di misura. Le squadre evidenziate in giallo sono le squadre che poi hanno vinto il campionato. E allora, partendo dalla stagione 17-18, potete vedere che c'era già insomma, un divario abbastanza netto tra Lecce e Catania rispetto alle altre. 36 punti il Lecce, 34 il Catania, poi c'era il Trapani e il Rende.
La stagione dopo abbiamo una situazione in dove c'è già un distacco chiaro e netto, con la Juve Stabia a 38 punti, più 8 sul Catanzaro e sul Rende. Il Catania di Sottil aveva 27 punti, quindi aveva 11 punti di distacco. 19-20. Michele mi stai dicendo che non viene più se fai questi No, stavo guardando, a me la cosa più interessante era che su 8 campionati chi era in testa in questo momento del campionato, poi il campionato l'ha vinto. No, tranne il caso dell'Avellino, stagione scorsa, 24-25. 7 Ah, su 8. scusami, non ti avevo seguito con attenzione, hai ragione. 19-20, la regina di Mimmo Toscano aveva 37 punti, aveva già scavato un bel divario sul Monopoli che ne aveva 31, sulla Ternana e sul Potenza. La stagione 20-21, la Ternana di Cristiano Lucarelli, allo stesso modo della Regina, aveva già messo le cose in chiaro con 39 punti, il punteggio più alto rispetto a questi 4 campionati che stiamo esaminando dopo 15 partite, aveva più 6 sul Bari e poi dietro c'erano Teramo e Catanzaro. Nella stagione 2021-2022 avevamo il Bari con più 4 sul Palermo, 33-29, poi Monopoli e Avellino. La stagione 22-23 il Catanzaro di Vivarini aveva 41 punti con il Crotone 37, questi sono i 2 punteggi più alti in assoluto dopo 15 partite, avevamo il Catanzaro a 41 con il Crotone a 37, poi seguiva il Pescara a 35 e il Cerignola a 25. La stagione 23-24 la Juve Stabia di Guido Pagliuca aveva 32 punti rispetto ai 29 del Benevento e del Picerno, ed è una situazione che in qualche modo si somiglia a quella attuale perché abbiamo 3 squadre in 3 punti. L'anno scorso Benevento 28 con il Cerignola a 27, l'Avellino a 25 insieme al Picerno, e quest'anno abbiamo questo caso tra virgolette unico perché, come avete potuto constatare, 4 squadre in 2 punti dopo 15 partite è un fatto assolutamente inedito rispetto ai campionati che abbiamo presi in esame. Un'altra notazione, Dimmi. Poi mi taccio. No, perché Michele mi vuole dire qualcosa. L'anno in cui Toscano ha vinto il campionato a Cesena, dopo 15 partite era Cesena 36, Torres 36. Adesso ce ne andiamo tutti. Perché... Adesso mi taccio. Cosa volevi dire? No, volevo semplicemente dire che l'abbiamo fatto sfocare Alessandro, prossimamente su questi schermi fra 2 o 3 mesi. Allora. Ti posso alleggerire la serata dopo l'esame di Alessandro e poi... Sì, e dopo facciamo di nuovo pubblicità, Angelo, dai, forza. D'accordo, ma dico, è frutto di grande lavoro, di grande intuizione, di grande... La notte sono... Carità. Difatti gli ho detto che io magari la notte che sono insonni so dove andarle a trascorrere, mentre Alessandro quando vuole dormire sa perfettamente che a casa mia c'è sempre un letto pronto per lui, cosa che noi abbiamo già sperimentato favorevolmente. Ma facciamo una cosa simpatica, Angelo, se sei d'accordo. Michele, mi rivolgo a te, mi rivolgo a Gagliano, mi rivolgo ad Ottavio e a questo punto ci ascolti Alessandro. Dovete sapere che da qualche settimana mi scervello per capire quelle straordinarie frasi che vengono fuori dalla curva nord e il titolo è Calcio e musica. Perché quei ragazzi della curva nord hanno pensato bene di fare scervellare un'intera platea rossa-azzurra e un po' il... Adesso la vediamo, mentre ci siamo vediamo la frase di ieri, dai. Facendo una cosa straordinaria. Allora, ieri viene fuori questo striscione con questa frase che è poetica, comunque vada, comunque sia, io non ti perdo. E allora, siccome adesso arriva fuori quello che manca, arriva, lo stanno alzando. Arriva, comunque vada, comunque sia, io non ti perdo. E siccome noi veniamo fuori dalla cultura musicale che ci ha fatto perdere anche l'udito, a me e Michele, a furia di fare i disgiochi, e ancora continuiamo ad avere questo piacere di ascoltare la musica, il primo striscione più significativo che mette la curva nord è tirato fuori dalla cura di Franco Battiato. 2 settimane fa questi ragazzi straordinari vengono fuori con una frase che invece è tirata fuori da un brano famosissimo di Enrico Ruggeri, poi interpretato da Fiorella Mannoia, quello che le donne non dicono, e a farci scervellare ancora di più, cosa che io stanotte continuavo. Non ti sentiamo più, Padanè, c'è stato un momento in cui ti abbiamo perso.
Angelo, mi senti adesso? Adesso sì. Questa frase viene fuori in un'altra canzone d'autore degli Audio 2, si chiama Io o te, e che dice una cosa bellissima, una dichiarazione d'amore pura: comunque vada, comunque sia, io non ti perdo. Cioè, è un modo per dimostrare il massimo dell'amore a una formazione, a una squadra, mutuato nel calcio, prendendo così a prestito frasi importanti che vengono fuori dalle canzoni d'autore. Bravi ragazzi della curva nord. Allora Ma io devo fare? ci fermiamo. No, c'è un'altra. No, e ci fermiamo perché non abbiamo più tempo, lo facciamo dopo. A rientro. Ma io volevo rifare tutta la grafica. No, dovete stare tranquilli perché sono tanti messaggi da casa e dovrei andare anche da Giulia. Adesso ci fermiamo, torniamo subito dopo. Me la fai rifare? Non te la posso fare. Vi ringrazio fra poco. Stai tranquillo. Fammela rifare. Un attimo, state tutti tranquilli. Nonostante non sia qui, Patanè riesce a creare caos lo stesso. Pubblicità. Allora, con il permesso di Patanè facciamo qualche messaggio da casa, va bene? Così diamo voce a chi ci ascolta. Ok. Vabbè, Andiamo da Giulia. io passo la mano. Tu la devi grafica passare, la per lascio adesso stare, dobbiamo vabbè, stare vabbè. tranquilli. Leo da Riposto chiede: ma scusate, Angelo e Max non è che per caso sono nello stesso armadio? Rassicuriamoli. No, no, sono non li in due abbiamo. armadi diversi. Siamo Esatto. nascosti, Sono- no, siamo nascosti dai mariti che ci stanno inseguendo, quindi siamo rimasti là. Patanè. Nella stanza di No, Angelo sono in fantastico. 34, lui più i 33 trentini. Tempi migliori. Questa invece è una domanda per il direttore Micale, più che una domanda mi sembra a me una curiosità. Micale, ma chi le raccomandò a suo tempo il giovane emergente Angelo Patanè? Sai che non me lo ricordo, ma io penso di non aver ricevuto raccomandazioni però c'era la manina di Pandolfini, no? C'era la manina di Pandolfini. Salutiamo allora il caro Niki Pandolfini. Credo che c'era la manina di Pandolfini. Angelo, ti ricordo che fu Galeotto il Marabù, no? Perché tu venivi ogni tanto alle parti di Taormina, io venivo ogni tanto alle parti a guardare quando facevi il DJ, e lì ci fu questo incontro musicale, non fu? Ma tu stasera hai fatto troppe allusioni, quindi da questo punto di vista. Mentre invece. Ho finito oggi. Sì, no, ma comunque in ogni caso non fu musicale il problema. No, adesso che mi ricordo che c'era comunque la manina sicuramente la manina di Pandolfini. Comunque il più grosso errore Sì, della tua Pandolfini. vita. Senza ombra di dubbio. Al quale riserviamo un saluto straordinario, perché è una persona straordinaria. Messaggi, Poi- Giulia, senza domande, no, per piacere. va bene. Poi per rispondere al dottor Vagliasindi, l'arbitro si è innamorato della giocatrice e ha dato il rigore. Sta lì la differenza. Può essere. Può essere. Tutto è possibile. Buonasera, in quale reparto si deve intervenire nel mercato di gennaio? Vabbè. Ecco Ma gli perché era obiettivi senza domande. sono, Allora, diamole questa risposta. Questa gli diamola. obiettivi sono importante. abbastanza chiari, al netto di quella che è la situazione, perché ogni settimana purtroppo Va la aggiornata. lista degli infortunati si allunga. Però ecco, quello che la società farà a gennaio riguarderà un difensore centrale, un cambio in fascia sinistra e 2 centrocampisti. Questi sono gli obiettivi per il mercato di gennaio al momento. Al momento. Poi scrivono: io continuo a vedere il non gioco del Catania, dato che ieri ha fatto tante azioni ma per la mediocrità del Latina. Arrivare sotto porta e non riuscire a fare gol indica poca fame e cattiveria agonistica, e così non va bene, scrivono. Micale. Allora, questa mi sembra un po' esagerata. Tirata per i capelli. No, mi sembra un po' esagerata. Che il Catania indubbiamente non giochi benissimo, ma poi dovremmo capire un attimino che Chi è che significa gioca giocare bene. Io personalmente quando gioca a Guardiola, l'allenatore del Manchester City, mi addormento. E quindi evidentemente non capisco nulla di calcio, perché se dicono che Guardiola è il vate, il non plus ultra del calcio, io francamente non ci ho capito nulla. Preferisco Fabregas, che per esempio fa giocare il Como in maniera davvero straordinaria.
Al Catania non si può chiedere in questo momento il gioco, a Catania in questo momento bisogna chiedere i risultati. La cosa più importante, soprattutto in questo momento di emergenza, ricordo che al Catania non è rimasto più neanche un difensore, perché a furia di infortuni qua sono finiti praticamente. Quindi non è il momento del gioco, è il momento dei risultati. Diverso è il discorso di non riuscire a segnare. Lì c'è qualcosa, lì c'è un problemino che va affrontato, perché, ripeto, una squadra non può creare sempre tantissime occasioni da gol in una partita, quindi deve essere pratica, capitalizzare, deve riuscire a trovare il gol con facilità. Posso dire una cosa a tal proposito? Noi abbiamo attraversato una fase di straordinaria eccezionalità che riguardava Lunetta. Praticamente ogni partita faceva gol, faceva assist, prendeva calci di rigore. Nel momento in cui Lunetta fisiologicamente non ha avuto questo rendimento, il Catania secondo me ha perso una buona quota di realizzazione. Io credo che però il problema in questo momento del Catania è che va poco sul fondo. Cioè il discorso dei quinti bloccati a centrocampo, non mi piacciono questi termini, però purtroppo nel calcio funziona così, ci sono delle frasi fatte che vanno adoperate. Il problema è che Casasola e Donnarumma, se giocassero 20 metri più avanti, creerebbero tanti altri problemi, e soprattutto... Ma il Catania conserverebbe questa solidità difensiva con 8 gol in 15 partite. Aspetta che ci arriviamo anche a questo. Però il problema è un altro, poi però non bisogna chiedersi perché a Caturano non arriva neanche la possibilità di poter fare un gol, perché Caturano quante palle ha ricevuto? Vogliamo una? Non è facile ricevere un pallone e comunque realizzare. Poi, per carità, Caturano chiaramente non è nel suo massimo splendore di forma, però è indubbio che il Catania, soprattutto in casa, insomma, ci aspettiamo che un pochettino Casasola e Donnarumma giochino, non dico molto, ma 15-20 metri più avanti, perché sono fondamentali nel riuscire a trovare altre soluzioni per l'attacco del Catania. Così diventa complicatissimo, soprattutto per un certo tipo di attaccante, riuscire a trovare la via della rete. Vorrei tornare da Patanè, che sta fremendo. Perché ci deve dare e ci deve dire la seconda parte del suo discorso, perché si era preparato a due cose, no? Quella della curva e chiaramente un ringraziamento ai ragazzi, ma anche su questi 20 metri, no, ma guarda che è nella legato, posizione di Casasola, quello e di che sta Donnarumma. per dire lui è legato in qualche modo al gioco del Catania. Ma è registrata sta trasmissione? No, non è Fai a registrata, sapere quello che dirà tra poco. Perché con pomeriggio mi sono confrontato parecchio con Patanè. I tifosi che dicono che il Catania non ha gioco devono annotare negli annali delle citazioni famose che riguardano il Catania il fatto che, se magari a noi nella quotidianità sarà magari capitato nel massimo dell'innamoramento di dire comunque vada, comunque sia, non ti perdo, quando si è follemente innamorati, penso che sia la prima volta nella storia che un presidente del Senato, in una intervista istituzionale, in un convegno molto importante internazionale, parli del Catania. Cioè, la seconda massima istituzione dello Stato, che il presidente del Senato Ignazio La Russa, intervistato dalla collega, dalla giornalista che gli chiedeva di parlare un po' di quello che era stato lo scontro dialettico con Gennaro Gattuso dopo la vittoria d'Italia con la Lituania, ha detto testualmente: guardate che la Lituania l'avrebbe battuta anche il Catania, perché il Catania è una formazione fortissima. Adesso ha aggiunto qualcosa che poi magari col senno che poi avrebbe battuto anche il Milan, perché il Catania è forte. Adesso lui che è interista, però è facile per lui dire una cosa di questo genere. Scusami Patanè. Esatto, dopo la partita di ieri probabilmente ci ripenserà. Però è anche vero che è la prima volta che un carissimo amico di Corner, che è la seconda carica istituzionale. Non so se abbiamo fatto vedere il video che abbiamo preparato con te, assieme a Ignazio La Russa, al vice. Ma sì, perché alla ci mancava solamente questo del presidente del Senato con Patanè, dopodiché abbiamo fatto tomba. La stiamo vedendo però le altre cose qua. Il presidente del Senato è un affezionatissimo amico del calcio e amico mio, nel senso sportivo del termine. Cioè, tutte le volte che arriva a Catania, il presidente del Senato, del quale ho
un'enorme stima sotto un profilo istituzionale, come lo si deve alla seconda carica dello Stato, diventa a quel punto... Patanè, stai giocando tutti i tifosi di sinistra. Mi dispiace dirtelo, ma di fatti le nostre interviste riguardano esclusivamente il calcio. E poi, guarda, quando mi capiterà più di avere un Presidente della Repubblica siciliano e la seconda carica istituzionale che il Presidente del Senato siciliano, fammela godere. Il Presidente della Repubblica magari lo invito personalmente a guardarsi una partita del Catania e magari ad essere intervistato, ma intanto con un tifoso che diciamolo, come seconda squadra nel cuore ha proprio il Catania, e che parli del Catania parlando della nazionale di calcio in una intervista istituzionale mi sembra tra quelle cose da scrivere su Wikipedia. Patanè, ci fai fare tardi anche quando non sei in studio. Pensa, Vero. siamo in ritardo per la pubblicità delle 22 e allora facciamo pubblicità, torniamo fra pochissimo. In compenso, Sì? Angelo, in compenso Alessandro mi ha mandato la grafica, me la ripasso tutta sta Ah, questa è una cosa bellissima. Allora fra pochissimo restate con noi. Pagelle. Pagelle fra poco. Pagelle. Allora, l'ultimo segmento di Corner, ripartiamo dal migliore di ieri. Giulia. Adesso andiamo a vedere chi è stato il migliore della partita disputata ieri contro il Latina, ed è stato proprio lui, Thiago Mattias Casasola, con voto 7,5. È ardua impresa trovare un neo nella prestazione del chiamato argentino. Non si limita a sgommare in fascia, saltando avversari in progressione, ma ci mette anche la pericolosità offensiva, con il tiro di sinistro salvato sulla linea da Calabrese ed il fallo da rigore subito da De Ciancio, ma svanito nella nebbia arbitrale. Strepitoso nella ripresa, dalla sua parte nessun avversario riesce mai a sfondare, rimbalzando indietro. È lui il leader della giornata. Sento Eccolo. che lei vorrebbe aggiungere, è anche un bel ragazzo, fra l'altro. No, È un fatto oggettivo. rimango professionale. Sì. Campetto. Campetto, passiamo proprio al campetto e andiamo, appunto, adesso arriverà la grafica del campetto, appunto. L'allenatore toscano prende 6,5. Dini, anche lui voto 6,5. Nel terzetto difensivo Allegretto 6,5. Di Gennaro, il migliore del reparto, voto 7. Celli 6,5. A centrocampo sulla destra Casasola, ottima prova, voto 7,5. Al centro Corbari, sempre con 6,5. 6,5 anche per Di Tacchio e per Donnarumma. Sulla tre quarti Lunetta, anche per lui 6,5. Poi sostituito da D'Ausilio, che prende anche lui 6,5. Cicerelli senza voto. Poi dentro prima Jimenez con 6,5 e successivamente Stoppa, che però è senza voto. In attacco Forte con voto 7, poi entra Caturano che prende 6. Allora, vorrei Che sentire ne pensate? Patanè, però prima Michele su questi voti. Devo dire che, a parte il voto di D'Ausilio, che trovo c'è un mezzo voto probabilmente in più, poi per il resto non mi sembra, rivedendo il campetto quest'anno, non mi sembra che ci siano tante cose da dire. Io l'unica cosa che vorrei solamente comprendere, ma non c'entrano le pagelle, e i compiti che dà Toscano. Sarebbe interessante da fargli una domanda se ci sono delle preclusioni per alcuni giocatori per non andare in alcune zone del campo. Lo scopriremo, chiederemo a Toscano. Non risponderà mai. Vabbè, adesso vedremo. Patanè, in un minuto mi dici se queste pagelle vanno bene oppure no. Anche meno di un minuto. La partita di ieri è stata un'autentica battaglia, come tante ce ne saranno in Serie C, e quindi quei voti sono tutti quanti meritati, anche se ci sono stati dei momenti di partizione sul campo, ma il Catania ha dominato la partita in lungo e largo, l'avrebbe chiusa in 9 contro 11 con un arbitro, avrebbe secondo me realizzato anche più gol se ci fossero stati concessi almeno 1 o 2 calci di rigore, e quindi assolutamente meritato anche la maglia del migliore a Casasola, che è stato davvero un giocatore importante e lo dimostra. E poi tutto il resto va da sé. Mi aspetto che Caturano torni ad essere quel Caturano che tutti quanti a Catania ci aspettiamo. Allora, è riuscito a davvero stare nel minuto, sì. Patanè? Dico, per dare anche l'unità di misura della prestazione del Catania, adesso Giulia ci ricorda i giocatori indisponibili
Esatto. per la gara appunto Catania-Latina. Quindi, insomma, un nutrito gruppo che c'è quasi una di squadra. indisponibili. Sì, È sì. la prima grafica che abbiamo Andiamo a preparato vedere appunto la con la grafica che regia. ha preparato Vagliasindi degli indisponibili, e questi proprio erano gli indisponibili del Catania nella gara contro il Latina. Assenti Ierardi, Pieraccini, Raimo, Marti, Cialoi, Quaini e Chilafi. E durante il match si è aggiunto anche Cicerelli, costretto appunto a lasciare il campo dopo un contatto con un giocatore avversario che gli ha provocato l'infortunio. Purtroppo 8 giocatori sono tanti. Sì, sono tanti. Possiamo restare un attimo sulla grafica per dare così Qualche una indicazione. valutazione sui tempi di recupero. Abbiamo detto prima di Cicerelli. E Guaini lo e ripetiamo perché altrimenti magari chi si fosse distratto. domani farà degli esami strumentali. Al momento l'ipotesi, diciamo, più accreditata è che sia una forte contusione fra perone e caviglia della gamba destra. Domani gli esami strumentali stabiliranno la prognosi, anche se fosse forte contusione comunque è assai difficile immaginare che Un Cicerelli recupero per possa domenica. essere disponibile per le partite contro Picerno e Crotone. Quaini era squalificato, quindi sarà disponibile per la gara di sabato. Aloi e Chilafi, stagione finita. Raimo dovrebbe essere disponibile, cioè utilizzabile il 10 dicembre, quindi l'ipotesi è quello di averlo a disposizione per la partita in trasferta di Potenza. Pieraccini, qualche chance di essere disponibile per l'ultima gara del 2025, la gara in casa con l'Atalanta. 21 dicembre, dico, Sì. se non ricordo male. Ora comunque il calendario lo ripasseremo tra poco. Ierardi, ernia discale, intervento, se ne parla a gennaio. Poi Martic, siamo insomma lì tra fine dicembre e gennaio. Cicerelli l'abbiamo già detto. Beh, insomma, diciamo che i problemi non mancano da un punto di vista sanitario, mettiamola così. No, anche perché fra l'altro c'è questa regola del numero fisso di giocatori che devi avere in Serie C, no? Tu non puoi avere oltre un certo, quando sono 23, che è una regola incomprensibile per quello che mi riguarda, però comunque per carità. Però si possono cambiare le liste, Sì, insomma, c'è un cambio per Ma sessione. tutto il calcio italiano è qualcosa di arzigogolato, proprio, cioè di complesso. Da mal di testa. Sì, no, ma è tutto abbastanza complicato. Poi si chiedono anche perché la nazionale non funziona. Allora, Il adesso che calendario tu calendario. prima Sì, il calendario, chiamavi così per vediamo le capire partite. quando sarà Catania-Atalanta. Sì, vediamo un attimino Esatto, cosa succede. andiamo a Vediamo vedere. appunto tutto il dettaglio degli impegni Domenica che 21 dicembre. attendono il Catania da qui alla fine dell'anno. Andiamo a vedere appunto il calendario del Catania. Si parte sabato 29 novembre alle 14:30 con Picerno Catania. Poi appuntamento in casa venerdì 5 dicembre alle 20:30 il Catania ospita il Crotone. Si torna in trasferta domenica 14 dicembre alle 14:30 per Potenza Catania e si chiude l'anno calcistico al Massimino domenica 21 dicembre alle 14:30 il Catania affronta l'Atalanta Under 23. A proposito del calendario, se ci restiamo un secondo, solo per sottolineare come anche in funzione della partita poi di venerdì 5 dicembre che ha un coefficiente di difficoltà molto elevato, ci sono due Ci sarà la giocatori. diretta Rai, no? Non so se sia in diretta Rai. Penso che sarà la diretta Rai. Se c'è la diretta Rai il coefficiente aumenta comunque. Perché è difficile con le partite. Perché con la diretta Rai di solito C'è uno stellone insomma non va non benissimo. esattamente favorevole. Beh, non ci però pensiamo per adesso. In funzione di quella partita, ricordiamoci che il Catania ha in diffida Di Gennaro e Di Tacchio. Quindi soprattutto Di Gennaro, proprio in considerazione di quello che diceva prima Angelo Micale, diventa in questo momento insomma, fondamentale, oltre al valore del giocatore, ma anche per l'emergenza che c'è in questo momento nel settore Il difensivo. prossimo avversario dobbiamo vedere per forza perché mancano 2 minuti e poi abbiamo Certo. finito. Andiamo a fare la radiografia del Picerno, è l'ultimo contributo grafico che abbiamo preparato. Il Picerno ha 13 punti, ha cambiato da qualche settimana allenatore, adesso è Valerio Bertotto, è reduce dalla vittoria a Monopoli per 2-0 contro pronostico con la doppietta di Abreu, che è il capocannoniere stagionale dell'attaccante portoghese con 5 gol. Energe ne ha 4, ma nelle ultime 2 partite è in naftalina
è stato in panchina tutta la gara interna col Siracusa, Monopoli non è stato convocato. Poi abbiamo il capitano Esposito, che è un trequartista che ha realizzato già 2 gol, e la punta di riserva di Abreu, Sant'Arcangelo, che ha fatto anche lui 2 gol. Con Bertotto il Picerno si schiera con il 4-2-3-1, Marcone che è il portiere che ha sostituito un disastroso Summa che nella prima parte di stagione ne aveva combinate più di Bertoldo. In difesa Gemignani e Pistolesi sono gli esterni, con Frison e Vimercati coppia centrale, Gibril e Bianchi la coppia di centrocampisti, Cardoni, Maiorino ed Esposito sulla tre quarti, e poi Abreu prima punta. Fra parentesi vedete i cambi che ha effettuato Bertotto nella gara di Monopoli, tra questi c'è anche Bocic, ex del Catania, e Salvo, ex del Messina. Da valutare appunto Energe, perché ripeto nelle ultime gare non si è proprio visto. Allora, siamo quasi in chiusura. Patanè, come sempre, un minuto, perché purtroppo stiamo finendo e dobbiamo... Guardiamo quella... Cosa guardiamo? La formazione? Vuole vedere la grafica del Picerno. Guardiamo il Picerno, dai. Parliamo del Picerno, ma guardando la grafica dei prossimi impegni abbiamo Picerno fuori casa, Crotone in casa, Potenza fuori casa e Atalanta in casa. La chiamerei la volata del Catania, perché adesso sì, possiamo dire che tutte le partite sono complicate, il Crotone sarà complicatissimo, ma lo giochiamo in casa dove abbiamo battuto. Patanè, ma perché ogni volta a fine trasmissione apri sempre questo taglio? Non abbiamo il tempo per poter discutere. Fra le altre cose sei un po' frizzato, quindi il collegamento non sta funzionando bene e mi dispiace dirti che non ti sentiamo neanche tanto bene, nel senso che vai e viene il tuo audio e vai a scatti. Ci sentiamo malissimo, Angelo, mi dispiace. No. Va male il collegamento con Angelo Patanè, allora mi dispiace l'invasione dei trentini, se sa. In chiusura di trasmissione. Ma ci fate vedere al volo il prossimo turno della Serie C per focalizzare non ancora lo so se una lo volta. possiamo fare vedere, non ce la facciamo. Lo diciamo a voce. Lunedì sera c'è Benevento Salernitana. E ci basta quello. Grazie allora, grazie alla nostra Giulia. Io se ho tempo posso leggere un ultimo messaggio, solo l'ultimo. Per Micale, Patanè è l'eterno figlio il prodigo, solo che Micale scappa dal figlio. Mamma mia, Micale, vabbè. Guarda, la grafica la stiamo vedendo, quella del prossimo turno, perché la regia è veramente tempestiva, ci fa vedere anche la grafica in un attimo, perfetto. Andiamo a focalizzare l'attenzione sulle squadre che lottano per il vertice. Foggia Cosenza, il 30 novembre alle 17:30, avrà già giocato il Catania, che abbiamo detto gioca il 29 sabato alle 14:30, e poi lunedì sera alle 20:30 Benevento Salernitana. Ci fermiamo qui perché con Corno ci rivediamo proprio lunedì sera quando si gioca Benevento Salernitana. Nel frattempo però ci sarà tanto altro, ad esempio la partita che scatta fra poco, la differita di Catania Latina con il commento di Marco Carli e di Ermanno Florio. Ci sarà venerdì come sempre preview con Marco Carli. Noi torniamo con diretta stadio ovviamente sabato alle 14 perché c'è la trasferta di Picerno con Angelo Patanè che è già pronto alle valigie e troverà altra neve. Da dove si trova si sposterà sempre in mezzo alla neve. E poi c'è Corner. Gli fa bene. Una palla di neve scenderà da Trento a Picerno. Grazie allora al nostro Angelo Patanè che oggi ci ha sopportato lui, perché insomma si è visto la trasmissione insieme a noi, non è stato in studio con noi. Grazie Giulia. Angelo, grazie a tutti voi per averci seguito, buonanotte a tutti e buon proseguimento, perché adesso c'è la partita indifferita di Catania Latina. Grazie ad Angelo Micale. Grazie a voi. Grazie ad Alessandro. Alla prossima. Ci vediamo lunedì con Corner.